protocollo di stabilizzazione dei medici e sanitari assunti in occasione dell'emergenza. Verso il potenziamento degli impianti di Agrigento Ovest, previsti risparmi per i residenti in 17 comuni. Omicidio di Lorena 40, la Procura Generale chiede attenuanti generiche per il fidanzato già condannato all'ergastolo in primo grado. Presentata ad Agrigento la collana di opere complete dello storico Settimio Biondi al Salone del Libro di Torino, Italiani nel cuore di Giuseppe Arnone. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di rifiuti verso il potenziamento degli impianti della SRR Ato 11 Agrigento Ovest. Consentiranno un dimezzamento dei costi di conferimento dei rifiuti e di conseguenza anche una riduzione delle tariffe tari per i residenti dei 17 comuni interessati. Queste le parole dell'assessore regionale all'energia e ai servizi Roberto Di Mauro. Vediamo. Il tema del convegno sostanzialmente è dare evidenza a una importante operazione che si è fatta tra due società pubbliche, finalizzata sostanzialmente a salvare l'impiantistica pubblica che deriva dall'ex Ato. È chiaro che i sindaci hanno fatto una scelta importante perché attraverso la fusione la SRR ha potuto acquisire gli impianti e presentare due progetti di ampliamento, uno sull'impianto di compostaggio, l'altro sulla discarica di Salinella, che dovrebbero essere sostanzialmente finanziati. Oggi per gestire bene il ciclo integrato dei rifiuti c'è bisogno di impianti pubblici funzionanti e questo è quello che secondo me deve impegnare tutta la politica a tutti i livelli, perché ritengo che per abbassare anche il costo del servizio e renderlo più efficiente c'è bisogno di impianti che siano chiaramente all'altezza della situazione e quindi anche aggiornati con i tempi di oggi. Qui la necessità è quella proprio di venire incontro a un'attività che ha messo in campo la struttura dell'SRR, che io giudico assolutamente positiva, di un ampliamento che consentirà, unitamente al CMB, di una serenità di allocazione di rifiuti per almeno 20 anni. Quindi credo che sia un'operazione importante, positiva per il territorio e che prevede anche la riduzione di conferimento dei costi pari al 50%. Quindi un'operazione importante, un'operazione significativa, un'operazione che verrà incontro sia alla buona amministrazione dell'SRR sia ai cittadini che ovviamente avranno una riduzione dei costi. Precari Covid, firmato un protocollo di stabilizzazione dei medici sanitari assunti in occasione dell'emergenza. I dettagli nel servizio. E tregua tra l'assessorato regionale alla sanità e i sindacati che sostengono la vertenza dei precari sanitari, tecnici e amministrativi assunti con contratto a tempo determinato in occasione dell'emergenza Covid. Nero su bianco è una soluzione ottenuta tramite un protocollo che la Regione Siciliana, attraverso l'assessore alla sanità Giovanna Volo, ha siglato con i sindacati rappresentativi della categoria. In particolare, il documento contiene indicazioni operative e criteri di priorità specifici per la stabilizzazione dei dirigenti medico-sanitari impegnati nell'emergenza. L'accordo prosegue nella direzione già tracciata dal protocollo per il personale precario concluso nel marzo scorso, accogliendo sulla base di quel modello le richieste delle organizzazioni sindacali e le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in merito al riconoscimento di un percorso differente per la dirigenza. Come nel caso del precedente protocollo, la stabilizzazione è rivolta al personale reclutato durante la pandemia, anche con contratti di lavoro flessibile e anche non più in servizio, e a chi ha maturato o maturerà al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 effettuati nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022. I contenuti si applicano a tutte le aziende e agli enti del Servizio Sanitario Regionale, al Centro Neurolesi Bonino Puleio e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Le procedure concorsuali avviate dalle aziende potranno essere definite solo con esito all'atto ricognitivo del fabbisogno del personale.
È ricoverato all'ospedale Villa Sofia di Palermo un uomo di 50 anni colpito da 4 coltellate ieri in via Ruggero Loria, nella zona dei cantieri navali a Palermo. L'aggressore sarebbe un altro uomo che non avrebbe gradito gli apprezzamenti rivolti alla figlia, avrebbe, secondo una prima ricostruzione degli investigatori della questura di Palermo, sferrato almeno 4 fendenti allo stomaco dell'uomo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, diversi volontari, la Polizia di Stato. Gli agenti hanno individuato l'aggressore e lo hanno sentito in questure. 2 uomini si conoscevano, sarebbero vicini di casa e tra i 2 erano frequenti le liti. Il ferito si trova in prognosi riservata, ha perso molto sangue e ha subito un intervento chirurgico. L'aggressore rischia un'accusa per tentato omicidio. Ieri 31esimo anniversario della strage di Capaci, il governatore della Sicilia Renato Schifani, partecipando alle commemorazioni e soprattutto all'apertura di un museo della memoria delle vittime del contrasto alla mafia, ha lanciato un messaggio di unità politica senza se e senza ma. Vediamo. Buongiorno da Palermo, oggi è il giorno della legalità e qui molto presenti oggi i giovani che hanno impresso un cambiamento generazionale anche nella consapevolezza che la mafia è male e delinquenza e va combattuta con una crescita delle coscienze che è avvenuta dopo le stragi. Lo Stato c'è anche la Regione farà la sua parte su quello che è stato, diciamo, un'iniziativa molto bella, quella del museo del ricordo della lotta alla mafia, farà la propria parte facendo in modo che una legge approvata in Parlamento, mi auguro alla grande unanimità, possa consentire l'attività e il funzionamento di questo museo. Noi faremo la nostra parte come governo, ma sono convinto che tutte le forze politiche aderiranno al mio appello. La mafia si combatte in unità, sarebbe un errore se le forze politiche si dividessero. L'ho sempre detto, sia quando ero all'opposizione che quando ero in maggioranza, mai fare regali alla mafia. La politica deve essere unita nel contrasto alla mafia, senza se e senza me. Operazione Cristallo, 12 arresti tra Palermo e Casteldaccia per droga, estorsione e violenze. Vediamo. Compravano grosse quantità di hashish, marijuana, cocaina e crack per rivenderle al dettaglio, a volte direttamente nelle loro abitazioni a Casteldaccia, nel Palermitano. Per fidelizzare i clienti gli consentivano anche di prendere la droga e pagarla in un secondo momento, ma chi non saldava i debiti rischiava minacce e soprattutto pestaggi. I carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare con cui il GIP di Termini, su richiesta della procura, ha disposto il carcere per 3 indagati e i domiciliari per altre 5 persone. Le indagini dell'operazione, denominata Cristallo, sono state avviate a novembre del 2021 e sono durate solo 6 mesi. I militari della sezione operativa della compagnia di bagheria, tra intercettazioni e appostamenti, sono riusciti a ricostruire ruoli e le tecniche adottate per vendere stupefacenti nel tentativo di non essere scoperti. Le investigazioni si sono sviluppate attraverso l'attività di intercettazione affiancata dal monitoraggio e osservazione delle varie fasi dello spaccio, con l'ausilio di telecamere nei luoghi destinati alla vendita e cessione, con puntuali riscontri su strada, spiegano dal comando. Tra aprile e ottobre 2022 sono state arrestate in flagranza 3 persone e sono stati sequestrati 4,7 kg di marijuana, 2,1 kg di hashish, 700 grammi di cocaina pura e più di 9.000 euro. Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno anche rinvenuto il cosiddetto libro mastro, in cui venivano indicati i nomi dei fornitori e degli acquirenti, con tutte le cifre dettagliate, soprattutto dei debitori che bisognava convincere a pagare. Sono stati accertati 5 episodi estorsivi attraverso cui gli indagati, viene così ricostruito, avrebbero recuperato le somme di denaro per le dosi precedentemente cedute a credito. Questi nomi degli arrestati finiti in carcere: Filippo Traina, nato a Palermo, 36 anni, Francesco D'India, anche lui di Palermo, residente a Casteldaccia, 46 anni,
Riccardo Rubino, Palermo, 42 anni. Ai domiciliari invece Enrico Bologna, Palermo, 30 anni, Ignazio Sandro Carollo, Palermo, 41 anni, Emanuele Ivan Destri, Palermo, residente a Casteldaccia, 31 anni, Michele Rubino, Palermo, ma residente a Bagheria, 56 anni, Onofrio Pedone, nato a Palermo, residente a Casteldaccia, 51 anni, altri 4 invece gli obblighi di dimora. Stanco di subire vessazioni, minacce e vedere maltrattati moglie e figlia, decide di recarsi dalla polizia e denunciare il figlio. È una triste storia quella che arriva direttamente dalla provincia di Agrigento, caratterizzata evidentemente da un forte disagio. Il genitore ha raccontato ai poliziotti le vicende del figlio, un 32enne agrigentino protagonista per molto tempo di azioni violente nei confronti della famiglia. Alla base della condotta ci sarebbe stata una continua richiesta di soldi per acquistare della droga e quando il denaro non veniva consegnato, ecco che l'uomo andava su tutte le furie. La polizia ha raccolto la denuncia del padre e ha avviato le indagini a carico del 32enne, ipotizzando i reati di minaccia, lesioni, maltrattamenti ed estorsione. Operazione Bag a Palermo, 17 arresti per traffico di droga. I dettagli nel servizio. Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale di Palermo, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari palermitano a carico di 17 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di vendita e cessione di sostanza stupefacente. L'operazione di stamane scaturisce da un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia, ed avviata tra il 2018 e il 2020 su un contesto criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e particolarmente attivo nell'area mandamentale di Brancaccio, storica enclave di Cosa Nostra. Il percorso investigativo avviato dalla Narcotici ha seguito il solco della precedente indagine antimafia culminata nel maggio dello scorso anno con l'arresto di ben 31 soggetti indagati di appartenenza alla famiglia mafiosa del mandamento di Brancaccio, nonché di traffico di sostanze stupefacenti, la cosiddetta operazione Tentacoli. Nell'articolato contesto investigativo, realizzato mediante attività di intercettazione e tradizionali servizi di osservazione, si delineava l'operatività di un'associazione che operava trasversalmente sul territorio cittadino e in provincia, impegnata quotidianamente nella ricerca e nella gestione di più fonti di approvvigionamento di hashish e cocaina, anche con canali di acquisto calabresi, oltre che una costante attività di cessione di droga. Nella programmazione del ruolo e degli incarichi è emerso che alcuni dei componenti erano attivi sul fronte dell'approvvigionamento, mentre altri, con funzioni più prettamente esecutive ed anche separatamente tra loro, si prodigavano nello smercio al dettaglio. In effetti, come ha illustrato il giudice per le indagini preliminari, nel corpo del provvedimento restrittivo il vincolo che legava alcuni associati era analogo a quello di una società consortile con un programma criminale condiviso e temporalmente indeterminato, con forniture reiterate e stabili anche in via di esclusività e con prezzi di favore. Le indagini hanno anche disvelato il carattere violento di alcuni componenti del gruppo criminale. Infatti, nel corso delle attività si ricostruiva un violento episodio avvenuto a Carini, in cui un sodale, pressato nel riscuotere somme di denaro che erano urgentemente destinate ai fornitori calabresi, incontrava per strada un suo acquirente di stupefacente, nonché il suo debitore, per tale motivo armato di una cazzottiera. Lo picchiava violentemente anche alla presenza di un bambino e altri 2 sodali che assistevano all'aggressione. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti diversi sequestri di sostanza stupefacente a titolo di riscontro per un quantitativo complessivo di diversi chili di hashish importati dalla Campania e dalla Calabria, con arresti in flagranza dei corrieri incaricati al trasporto dello stupefacente. Un indagato destinatario del provvedimento restrittivo in carcere risulta al momento irreperibile, ma è attivamente ricercato. L'odierna operazione è stata eseguita con la collaborazione di equipaggi del reparto prevenzione crimini di Palermo e delle unità cinofile della Polizia di Stato. L'odierno provvedimento
Si basa allo Stato sui gravi indizi di colpevolezza, significando che le piene responsabilità penali per i fatti indicati saranno accertate in sede di giudizio e che pertanto al momento tutti gli indagati devono considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva. Secondo il questore Laricchia, l'operazione BAG, ultima costola dell'attività investigativa condotta sul mandamento mafioso di Brancaccio con le operazioni Tentacoli 1 e 2, consente di disarticolare un'associazione a delinquere dedita al traffico da quello dello spaccio di sostanze di stupefacenti che riforniva sistematicamente diverse zone della città e della provincia di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Le 17 persone colpite dalla misura cautelare operavano in modo trasversale tra i mandamenti ed alcuni di loro si definivano combinati con famiglie di Borgovecchio e Portanuova. La conclusione dell'operazione BAG nel giorno del 31esimo anniversario della strage di Capaci assume per la questura di Palermo un particolare significato. Un minorenne è stato arrestato a Catania dalla polizia perché trovato in possesso di 2 pistole con la matricola cancellata, marijuana e 17 grammi di cocaina. È stato bloccato in un appartamento della zona di via Plebiscito dagli agenti che erano alla ricerca del rifugio di un pregiudicato colpito da un ordine di carcerazione. È accusato di detenzione di sostanza stupefacente, detenzione di armi comuni da sparo clandestine e della loro ricettazione. L'arresto è stato convalidato dal GIP. I poliziotti, allarmati dalla ritardata apertura della porta d'ingresso, una volta entrati all'interno hanno bloccato il minorenne mentre saliva le scale che portavano ad un terrazzino. Sotto una tegola hanno trovato una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 con inserito un caricatore rifornito di 8 proiettili ed una busta termosaldata contenente la cocaina. Al piano terra i poliziotti hanno trovato una rivoltella e 4 buste di plastica trasparente termosigillata contenenti marijuana. Un altro quantitativo di marijuana era in cucina in una busta di cellophane trasparente. Omicidio della favarese Lorena 40 a Furcisicolo nel 2020. La Procura Generale invoca la concessione delle attenuanti generiche per il fidanzato Antonio De Pace, già condannato all'ergastolo in primo grado. I dettagli nel servizio. Torna in tribunale la vicenda di Lorena 40, l'infermiera di Favara uccisa nel marzo 2020 a Furcisicolo dal fidanzato Antonio De Pace, condannato in primo grado all'ergastolo. Nell'udienza di appello celebrata ieri, la pubblica accusa ha invocato la concessione delle attenuanti generiche nei confronti del giovane di origini calabresi. Questa, in sintesi, la richiesta formulata dal procuratore generale durante il suo lungo e articolato intervento in aula. I giudici dovranno quindi valutare anche un'eventuale riduzione della pena stabilita in assise lo scorso luglio. A pesare nella ricostruzione della procura la mancanza di episodi violenti pregressi e le modalità dell'omicidio simili a un raptus, una ricostruzione che ha lasciato l'amore in bocca ai familiari della ragazza, originaria di Favara, difesi dall'avvocato Giuseppe Barba. Non condividiamo una conclusione simile, spiega il legale. Riteniamo che la sentenza di primo grado vada confermata. L'ergastolo è stato dato con motivazioni impeccabili e per questo non ci aspettavamo una richiesta del genere. L'avvocato Salvatore Silvestro, difensore di Antonio De Pace, preferisce attendere senza alcun commento la sentenza che potrebbe già arrivare nel mese di luglio. Il prossimo 28 giugno intanto ci sarà una nuova udienza. A margine dell'intervento della Procura spazio anche all'associazione antiviolenza costituitesi parte civili. L'infermiere calabrese era stato dichiarato capace di intendere e di volere, quindi imputabile al termine della perizia effettuata per conto della Procura dal professore Stefano Ferracuti, che aveva evidenziato l'assenza di disturbi psichiatrici nel ragazzo di origini calabresi, all'epoca dei fatti vittima di una importante condizione ansiosa. Un palermitano di 40 anni è stato denunciato per aver colpito con la sua vettura un bambino di 6 anni in via Marchese di Roccaforte a Palermo ed essere fuggito via senza prestare soccorso. L'uomo era a bordo di un Audi. Polizia municipale della sezione infortunistiche e carabinieri l'hanno rintracciato poco dopo. È risultato positivo all'alcol test. L'uomo dovrà rispondere delle accuse di fuga con l'aggravante dell'omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.
sicurezza. Il piccolo, ferito in modo lieve, è stato medicato al pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia. A mettere sulle tracce dell'investitore sono stati i genitori, che hanno fornito ai militari la targa dell'auto che è sbucata improvvisamente e ha colpito il bimbo. A Casa San Filippo, conferenza stampa di presentazione della pubblicazione di Agrigento, Storia e Genio di un luogo, la collana di opere complete dello storico agrigentino Settimio Biondi. Vediamo. Agrigento, storia e genio di un luogo. Conferenza stampa oggi di presentazione del progetto di pubblicazione della collana Opere complete di Settimio Biondi, un'iniziativa promossa da Medinova Editore con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, in collaborazione con la sezione di Agrigento dell'Associazione Italia Nostra. Noi abbiamo avuto questa sollecitazione alla quale non ci siamo sottratti perché la persona di cui parliamo, Settimio Biondi, è una persona di grande cultura, una grande cultura della città ed è un patrimonio della città. La sua opera è un'opera inestimabile, per cui fa parte della nostra mission, cioè conservare, tutelare e valorizzare. Quindi questa attività ci consentirà da subito la pubblicazione delle ristampe di quello che già è stato editato, e poi continueremo con gli inediti e volumi che poi raccontano la storia della città nei suoi aspetti più reconditi, ma nei suoi aspetti migliori, e quindi non potevamo che sostenere questa iniziativa e ne siamo felici e orgogliosi. Questa idea che porta alla realizzazione di un progetto su cui avevo lavorato potrei dire da anni, riuscire ad avere il nulla osta da parte del professore Settimio Biondi di pubblicare tutte le sue opere, che in grande parte sono inedite, e questa idea è stata accettata e condivisa dal Parco Archeologico, per cui nasce un protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico e la Medinova per appunto dare a tutti gli studiosi la possibilità di leggere le importanti ricerche storiche effettuate da Settimio Biondi. È un monumento culturale Settimio Biondi. In questo accordo si prevede la pubblicazione dei vari libri in 5 anni, con la possibilità di pubblicare da 4 a 5 volumi ogni anno. Quindi significa veramente mettere su un grande impegno di lavoro e impegno culturale. Medinova ha deciso di fare una collana specifica, così come era stato fatto per le opere di Antonio Russello, e questa collana si chiamerà appunto Settimio Biondi Opere. Credo che è un evento di grande respiro culturale, e arriva proprio in un momento in cui abbiamo le iniziative di Capitale della Cultura Agrigento 2025. Si inserisce con piena legittimità in questo filone culturale, e daremo la possibilità a curiosi, storici, letterati di conoscere la storia di Agrigento, di tutto il territorio, ma in una maniera molto esaustiva, molto scientifica, molto letteraria. Devo dire con soddisfazione che Italia Nostra ha avuto l'idea di questo progetto, nata dalla richiesta proveniente da molti cittadini del libro Agrigento Minore, le edicole sacre. Ci hanno chiesto tanti se fosse possibile reperirlo in qualche modo. Si tratta di una pubblicazione al momento introvabile, per cui ci venne l'idea di trovare il modo di promuoverne la ristampa.
Da lì poi, da cosa nasce cosa? Naturalmente si pensò anche alle altre opere di Settimio Biondi, perché rappresentano veramente un patrimonio quasi inesauribile della nostra storia, delle nostre tradizioni, che non può assolutamente andare disperso e che anzi bisogna mettere a disposizione di chi voglia approfondire questi temi. Per cui è nata l'idea, il ruolo di Italia Nostra è quello di un patrocinio culturale in partnership con la casa editrice Medinova e il Parco Archeologico, che non finiremo mai di ringraziare perché hanno mostrato tanto entusiasmo nel realizzare questa idea. Una serie di incroci, di iniziative provenienti da diverse parti e che io non ho né voluto né provocato né incoraggiato, ma di cui sono rimasto fino a qualche settimana fa all'insaputa, ha fatto sì che gli scritti da me pubblicati potessero essere ripubblicati e che se in prosecuzione si pubblicassero gli scritti che io tengo in serbo, che ho prodotto ma che non ho mai pubblicato. È un'iniziativa, credo, che potrà risultare utile alla città, non a me. Io desidererei che da questa iniziativa, da tutto il contesto, potessi essere considerato escluso. Non guardiamo a chi queste cose le ha scritto, ma guardiamo piuttosto a che cosa c'è scritto e che cosa esse significano per la città. Io ho avuto due direttrici di marcia. Prima, acquisire una storia minore che Agrigento ha smarrito sotto il titolo della fugacità della memoria. Secondo, fare in modo che questa storia potesse essere reinterpretata e collocata tra la storia maggiore, cioè tra la storia della Sicilia. Ho visto con piacere che taluni squarci, taluni stralci di questa storia hanno già fatto questo cammino verso la storia maggiore, cioè Agrigento sta rientrando nella storia regionale. Se noi pensiamo che dal 1500 ad oggi Agrigento non ha avuto una storia regionale, cioè non ha fatto parte della storia della Sicilia, se non per i dati cronachistici, statistici, e governativi, amministrativi e quindi politici in senso lato, possiamo pensare all'utilità dell'operazione che sto facendo avanti. Probabilmente è come se Agrigento si mettesse all'impiedi e dicesse: ci sono io, Sicilia centro-meridionale, tra la storia della Sicilia occidentale e la storia della Sicilia orientale. Noi oggi stiamo riscoprendo che la storia della Sicilia è fatta anche dialetticamente dalla storia della provincia di Agrigento, per cui dobbiamo recuperarla e collocarla a livello scientifico anche e contenutistico il più alto possibile. Al Salone del Libro di Torino, nello stand della Regione Siciliana, la presentazione del libro Italiani nel cuore di Giuseppe Arnone, edito da Rubettino, con la prefazione di Vittorio Sgarbi. Vediamo. Si è svolto domenica 21 maggio al Salone del Libro di Torino, nello stand della Regione Siciliana, la presentazione del libro Italiani nel cuore, edito da Rubettino, con la prefazione di Vittorio Sgarbi. L'autore, il professore Giuseppe Arnone di Favara, ha dialogato con la dottoressa Margherita Perez, direttrice della Biblioteca regionale. Diversi temi trattati in riferimento alla storia dell'immigrazione, della fuga dei cervelli all'estero, della riforma elettorale. Quindi viene messa in luce l'emigrazione italiana del passato e quella attuale, analizzando le differenze e ponendo i riflettori sul legame tra italiani all'estero e italiani in patria. Anzitutto ringrazio la Biblioteca regionale della Sicilia, l'assessorato all'identità siciliano, dottoressa Perez, e tutti i collaboratori per questo magnifico stand che è sempre meta di visitatori del Salone del Libro, con le proposte e soprattutto con una presentazione forte dal punto di vista della produzione libraria e della letteratura. Io non sono uno scrittore, io al massimo sono una persona impegnata nel sociale che guarda le cose, ne prende, fa la fotografia, cerca di stampare nella propria mente alcune riflessioni, di confrontarmi con il territorio e cercare di portare degli spunti utili su un tema che è abbastanza forte, spinoso per certi aspetti e complesso, che riguarda la fuga dei cervelli all'estero.
di questa fuga dei cervelli all'estero, e poi passiamo ad analizzare altri aspetti, è una condizione permanente nella società del Meridione e soprattutto in Sicilia, ma anche ormai nel nord Italia. La fuga dei cervelli è la seconda emigrazione che colpisce la cosiddetta presenza sociale italiana all'estero, che riguarda i giovani che partono e non ritornano più, producendo un danno in termini economici per l'Italia di 1,7 miliardi all'anno, quasi 2 punti di PIL. E allora nel libro io analizzo questo fatto con occhio vigile di uno che comunque conosce l'estero per averlo frequentato ormai da 10 anni, nelle zone più topiche della nostra emigrazione, come quella emigrazione sedimentata del Belgio o della Germania, dell'Inghilterra, ma con grande occhio critico guardo a questa nuova migrazione, che è soprattutto un'emigrazione giovanile, professionale e acculturata, che riguarda i giovani dell'Italia che preferiscono emigrare per trovare condizioni di lavoro migliori, con stipendi molto più robusti che la madrepatria dà e che potrebbe dare. Allora il libro è un excursus storico tra la vecchia emigrazione italiana che avviene nel primo del Novecento verso l'America, che avviene nella seconda parte del dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, verso l'Europa, con gli accordi che l'Italia sviluppa con il Belgio e con la Germania, carbone contro braccia per capirci, a un'emigrazione che oggi continua a imperversare. E se pensiamo che oggi una città come Palermo l'anno scorso si è trasferita in termini di quantità di popolazione all'estero, la dice lunga su come le politiche dei nostri governi e su come i nostri governanti debbano lavorare per costruire un corpo di norme che prevedono il ritorno di soggetti che comunque sono costati alla famiglia e all'Italia milioni e milioni di euro. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. L'associazione Cuochi e Pasticceri Salvatore Schifano di Agrigento ha organizzato una cena tematica dal titolo La primavera del cuoco. Arturo Cantella. Si è svolta ieri sera la primavera del cuoco, un evento organizzato dall'associazione provinciali Cuochi e Pasticceri di Agrigento Salvatore Schifano presso il Feudo Burreiotto, la location scelta per l'evento. Il menù proposto si è ispirato appunto alla primavera, con la promozione e la valorizzazione dei prodotti di eccellenza del nostro territorio nell'ottica di favorire la filiera corta, la crescita economica dell'intero tessuto sociale, creando tra i protagonisti una rete sinergica all'insegna dello sviluppo enogastronomico, alimentare e culturale. Ovviamente le materie prime usate per confezionare le varie pietanze sono tutte riferimento all'ambiente siciliano, in particolar modo al nostro agrigentino. Sì, l'abbiamo voluto la festa della primavera, perché è l'ultimo incontro che abbiamo prima che si inizi una buona stagione. È un augurio che ci diamo noi all'inizio della stagione, perché poi iniziamo a lavorare tutti e stiamo 4 mesi fermi. È importante questo incontro perché stiamo valorizzando i prodotti nostri del territorio, in cui abbiamo sia i pesci con i crostacei, i molluschi dei nostri mari, abbiamo la frutta secca come il pistacchio, la frutta come l'arancia e quant'altro. Valorizziamo sempre i nostri prodotti. Io ringrazio tutti i ristoratori che hanno partecipato, perché l'aperitivo è stato offerto da loro. Ogni postazione ha fatto un finger proprio che andava a caratterizzare il proprio ristorante. Io sono molto contento. Tanti associati che sono venuti, anche se questo è un periodo un po' particolare per noi perché si è iniziato a lavorare. Io ringrazio a tutti, sono molto contento, e sicuramente la nostra associazione deve crescere. Sì, oggi per noi è un momento molto importante, perché abbiamo creato questo evento proprio per riunire in una serata tutti i ristoratori che operano nell'Agrigentino
e ognuno di loro ha portato un proprio piatto, lo chiamiamo tra virgolette forte, che è l'espressione della loro cucina e della loro ideologia, come possono interpretare il nostro territorio proponendo dei piatti originali. Quindi per noi era importante questa serata, dare ai nostri colleghi la possibilità di poter esprimere la propria personalità e proprio, diciamo, la propria arte culinaria, e in questa occasione non potevano mancare la presenza delle istituzioni e ci reputiamo felici proprio perché abbiamo avuto una risposta forte, in quanto sono intervenuti il colonnello dei carabinieri, il questore, il vice sindaco, anche la stampa, quindi questo ci rende orgogliosi ed è importante per buttare le basi per un futuro prospero che ci possa far sviluppare la nostra economia e permettere che i nostri giovani rimangano nel nostro territorio. Dove va la ristorazione? Quali sono gli obiettivi di questa nuova ristorazione gourmet? Insomma, piatti particolari, abbinamenti dei vini, insomma una ricerca particolare, insomma. Allora, la ricerca secondo me è molto semplice. Bisogna prendere i piatti della tradizione, rivisitarli, perché i piatti della tradizione sono dei piatti che ci tramandiamo da decine e decine di anni, quindi visto che li portiamo avanti, sono dei piatti che sicuramente di successo e che vengono apprezzati. Quindi per noi è stato fondamentale promuovere il prodotto del territorio a chilometro zero, la cosiddetta filiera corta, in modo tale che tutto il nostro potenziale rimane all'interno della nostra provincia e possa permettere ai nostri produttori di poter avere un riscontro economico positivo e propositivo anche per le future generazioni. Sì, quest'anno siamo qua con l'associazione e quindi mi hanno coinvolto per fare la megatorta. La megatorta, diciamo, una torta di 150 kg in cui rappresentiamo la serata. Poi ci sarà anche con me il vicepresidente Iacono Manno, che è segretario che mi aiuterà a fare la torta. Comunque abbiamo uno staff già preparato per poter realizzare questa torta. A quando la prossima megatorta? Allora, ci stiamo organizzando per l'evento di San Calogero, perché già da qualche anno che non la facciamo, dovuto anche al Covid, e quest'anno ci si presume di farla, ma anche in un modo un po' più particolare rispetto ad altri anni, perché chi non lo sa, io convolgo anche i ragazzi con la sindrome Down che fanno parte dell'associazione, quindi danno loro a darci questo spettacolo. Ma organizzare una megatorta è una situazione molto più complessa, cioè materialmente come fate a valutare le quantità? Siccome la megatorta che è nata da Agrigento, io già la facevo pure al nord, la facevo anche all'estero, poi per una mia devozione a San Calogero, allora quando ho fatto la prima megatorta, la mega cassata di San Calogero, già avevo un po' di esperienza, ma siccome abbiamo fatto tante eventi e quindi possibilmente ormai io faccio il calcolo sulle misure sia delle sagome che anche su tutto il materiale che ci vuole. Quindi ormai già siamo preparati per questi eventi. Laboratorio di giornalismo per gli studenti dell'Istituto Falcone e Borsellino di Favara, il servizio di Giuseppe Moscato. Un viaggio nel giornalismo dentro la notizia sotto i suoi vari aspetti, dalla carta stampata al giornale online, dalla televisione alla radio, ma anche passando attraverso i social con il grave pericolo di incorrere sempre più spesso in tante fake news. Scuola di giornalismo per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino di Favara, che da anni, grazie al loro docente Giuseppe Piscopo, giornalista di lungo corso, hanno messo su una vera e propria redazione giornalistica. L'Albero della Falcone e Borsellino, un bellissimo laboratorio non solo di giornalismo ma anche di cultura e socialità. Siamo stati ospiti della loro redazione unitamente al collega del quotidiano La Sicilia, Totò Arancio,
Una bella esperienza, un incontro interessante e formativo, non solo per i giovani studenti giornalisti. Presente anche la dirigente scolastica Maria Vella, che ha invitato i propri allievi a leggere con curiosità il mondo circostante, ad avere una coscienza critica, avanzare proposte e tenere sempre un comportamento corretto ed imparziale, soprattutto quando si racconta un fatto. Noi giornalisti abbiamo incontrato gli alunni parlando delle nostre rispettive carriere, una carrellata di ricordi, di incontri importanti, di interviste e anche qualche scoop che ha incuriosito e non poco gli attenti alunni giornalisti. Diverse e interessanti le domande fatte dai ragazzi, si è parlato degli inizi di carriera, delle emozioni nel vedere la propria firma, nome e cognome su un giornale, dei pezzi più scomodi, degli incontri più importanti. Molti hanno espresso la volontà di voler fare del giornalismo il proprio lavoro. Messina si tinge di 1000 colori con zancle in fiore. Le scuole di Messina si cimentano in un'infiorata performance di ballo e canto. Vediamo. Un progetto che richiama l'attenzione di tantissimi studenti e professori in piazza. Il mio istituto è diretto dalla dirigente scolastica professoressa Luisa Lomanto, una dirigente che coglie tutte queste iniziative con entusiasmo e quindi tutto questo mi rende il compito facile perché il progetto, anche se è coordinato e ideato da me, è chiaro che deve essere supportato anche da un impegno dirigenziale che fa rete con tutte le scuole. Le scuole di quest'anno sono 7 scuole che hanno realizzato questi magnifici quadri appunto con la tematica di miti e leggende della tradizione messinese, e in più abbiamo la partecipazione straordinaria quest'anno dell'Istituto Artistico Basile, che sta rappresentando per noi un logo. Il logo appartiene a un progetto inclusivo che si chiama Cerca la chiocciola colorata, che si introduce all'interno di queste attività soprattutto per i bambini che hanno difficoltà a mantenere l'attenzione per tanto tempo sugli elaborati. Le caratteristiche di questo progetto sono fondamentalmente l'inclusione, rendere la nostra città urbana più inclusiva, soprattutto per bambini, adolescenti e ragazzi con disturbi del neurosviluppo. Pensiamo allo spettro autistico, che molte volte non riescono a presenziare in queste attività perché c'è troppo caldo, perché danno fastidio i rumori, oppure le attività possono essere eccessivamente faticose. Allora è stato pensato questo progetto, voluto fortemente dalle dirigenti scolastiche, quali la professoressa Domizia Arrigo e Luisa Lomanto. È stato voluto fortemente per riuscire a coinvolgerli in queste attività. Ecco perché la mia presenza, che supervisiona questo progetto, io sono psicologa, ha questo valore. E infatti oggi è stato bello perché abbiamo visto anche i ragazzi con spettro autistico che hanno dato il loro contributo a questa manifestazione, e questo è bello perché rende, ripeto, la nostra città fortemente inclusiva. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.